Eccoci qua carissimi amici, con questi bei fiori davanti, questo bel sole a destra, questo prato stupendo e quest'aria meravigliosa dopo la pioggia frizzantina. E siamo qua, solito libero, la via all'equilibrio. Io sono Maurizio Romoli e stamattina parleremo del capitolo 18. Nel capitolo 18 di questo libro spiegherò brevemente due esercizi fondamentali per, diciamo, questa via di questo sistema per sviluppare le nostre potenzialità. Sono antichi esercizi taoisti, come abbiamo già detto in altri video, alcuni dei quali ho leggermente riadattato all'uomo moderno, come oggi siamo fatti. Alcuni invece proprio, diciamo, inventati. E questi però sono due esercizi antichi. La tartaruga in particolare, molto importante, c'è questo antico racconto che dice che c'erano delle persone, una famiglia che era rimasta intrappolata in una grotta in Cina tanti anni fa. E in questa grotta non c'era chiaramente niente da mangiare. Però uno dei membri della famiglia conosceva l'esercizio della tartaruga. E le persone all'inizio si fecero un po' prendere dalla disperazione, ma poi questa persona disse: ma guardate che con questo esercizio noi possiamo sviluppare una potenza interiore talmente grande, questa energia che si trova alla base di Hui Yin nutre tutto il nostro corpo, non avremo più bisogno di mangiare. E quindi insegnò questo esercizio a tutti quanti, e quando era l'ora di pranzo si mettevano là, quando avevano fame si mettevano là e facevano l'esercizio. Passarono gli anni e finché dopo non so quanti anni riuscirono a aprire questo passaggio e trovarono la famiglia in perfetta salute. Ora può darsi che sia una leggenda, per carità, anche se ci sono fatti storici, Teresa Neumann, ce ne sono tanti episodi ancora adesso. In India c'è un santone che sono, non mi pare, 70 anni che non mangia e che non beve. Ci sono tanti fenomeni che noi, se siamo dei veri scienziati, dovremmo aprirci per cercare di comprendere. Nell'uomo ci sono delle potenzialità che vanno al di là di quello che noi possiamo pensare. Quando io ho seguito, ricordo, uno dei primi digiuni di una mia paziente, 40 giorni a succo di cavolo e di sedano, e la paziente era calata mezzo chilo, cosa che oggi io non farei fare più, sono sistemi esagerati che non condivido, ma come scienziato io lavoravo in una clinica dove si usavano questi sistemi. Le persone chiaramente venivano seguite, controllate, persone che facevano ginnastica al pomeriggio e stavano bene. Ecco, io l'ho visitata questa paziente dopo 40 giorni. Ora, uno può sempre dire sì, però vedrai che mangiava di nascosto. Ma negli ultimi 40 anni io ne ho visitate tante persone che si sono sforzate in tutti i modi di seguire la dieta e l'hanno seguita, sono sicuro, non dico al 100%, ma al 95%. E certe persone, per esempio, fanno una difficoltà enorme a perdere peso, enorme. Mettiamo anche che non è che io digiuni assoluti non ne faccio praticamente più fare, e mettiamo che uno mangi 100 calorie al giorno, facendo poi una vita normale, quindi lavorando, facendo le pulizie di casa, non consuma 100 calorie, ne consuma molte di più. Com'è possibile che una persona, mangiando 100 calorie al giorno, fa un mese di cura e dopo un mese non è calata o è calata mezzo chilo? Allora la spiegazione dell'incredulo è: tu mangi di nascosto. Ecco, questo può essere vero in alcuni casi, ma non in tutti i casi. Quindi vuol dire che anche involontariamente noi abbiamo questo potere, e alcune persone più di altre, cioè di vivere senza tanto mangiare. Ecco, questa via spirituale ci dice che si può vivere anche completamente senza mangiare. Sarebbe possibile per un uomo, per un superuomo, per un essere super sviluppato.
Ci immaginiamo noi Gesù Cristo che va dai suoi discepoli e dice: ragazzi, c'ho una fame, me la fate una bella carbonara? C'ho una fame, che non ce la faccio più. Mentre nel Vangelo c'è scritto proprio l'opposto, no? I discepoli dicono: maestro, sei stato tutta la notte a meditare sulla montagna, ti abbiamo portato del pane e dei pesci, avrai fame. Premurosi anche loro. E Gesù gli risponde: io ho un cibo che voi non conoscete. Ecco, quindi questi esercizi servono non solo a riportare il nostro equilibrio interiore, a migliorare la nostra salute, a migliorare la nostra gioiosità, a migliorare il nostro rapporto con le altre persone che ci circondano, figli, mogli, mariti, fratelli, madri, padri, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro. Non solo a questo servono, ma servono anche a sviluppare la nostra speranza è questa, a sviluppare un superuomo dentro di noi, che ci permetta di arrivare a cose straordinarie, sviluppando quei poteri che tutti noi abbiamo in potenza. Si tratta solo di farli crescere, farli sviluppare. È come essere lo spirito, l'anima di Bach, però cresci in una famiglia dove nessuno ha uno strumento musicale, nessuno c'ha niente. Tu cosa fai? Farai così al massimo. Ma se tu cresci in una famiglia dove ci sono strumenti musicali, dove qualcuno suona e ti viene dato un qualunque strumento in mano, sei capace di fare le sinfonie e cose straordinarie. Quindi, tornando a noi, esercizio bellissimo, importante e che soprattutto lavora sul sistema neurovegetativo, a mio avviso, e si fa praticamente... no, prima di descrivere l'esercizio vorrei spiegare Jalandhara. Jalandhara è una contrazione della laringe che fa più parte del mondo indiano, yoga, indù, quel mondo là, quindi il sud dell'Himalaya. L'esercizio della tartaruga fa parte più del nord dell'Himalaya, vedete come io cerco sempre di integrare. Jalandhara, ecco, così si vede molto bene, c'è il sole proprio preciso. Vedete che noi la laringe, pomodadamo, se noi facciamo una deglutizione, lui va su e giù. Avete visto? Ora, questo movimento può essere anche fatto ad arte, cioè provocarlo, non involontario ma volontario, così. Vedete? Su, giù, su, giù, su, giù. Non è un movimento esagerato, ma è quel tanto che fa sì che si contragga una struttura all'interno della laringe e del faringe e fa come da tappo quando noi inspiriamo. Quindi Jalandhara è come se fosse una specie di tappo che permette al polmone di restare pieno di aria, quindi va fatto soprattutto in quella pausa, diciamo, nella respirazione in cui noi abbiamo i polmoni pieni. Quindi noi inspiriamo, tratteniamo il respiro a polmoni pieni, espiriamo, tratteniamo il respiro a polmoni vuoti. Poi inspiriamo ancora, sono 4 fasi. Ecco, gli antichi dicevano inspirazione kumbhaka, espirazione rechaka. Ecco, se vogliamo usare i termini della cultura indù. Ecco, durante la fase del kumbhaka, quindi trattenere l'aria a polmoni pieni, è importante fare il Jalandhara secondo me, perché comunque aiuta a rilassare i muscoli del torace, quindi ve lo faccio vedere. Per imparare mettetevi davanti a uno specchio e cominciate a fare questo movimento. Tentare di mandare su la laringe, non è difficile. Mettete la mano, vedete? Ecco, tutto questo durante l'esercizio deve essere fatto in maniera precisa al momento giusto, quindi inspiro, piego leggermente il mento, faccio Jalandhara e poi posso rilassare tutta la struttura perché c'ho il tappo, ve lo mostro. È molto
molto più rilassante come esercizio. Questo già l'Andharabandha, come anche la respirazione diaframmatica e con la cintura controllata, sono cose che io consiglio praticamente in quasi tutti gli esercizi. Ora, ricordiamo anche come già l'Andharabandha, la contrazione della laringe, può essere utilizzata anche per fare la compensazione quando si va sott'acqua. La respirazione associata, nell'esercizio della tartaruga io consiglio associare la respirazione del pranayama quadrato, Samavritti pranayama, altra tecnica presa dalla cultura sud himalayana. Il pranayama quadrato, un quadrato è fatto di 4 lati uguali, immaginate inspirazione, kumbhaka, espirazione, rechaka, quindi il tempo delle 4 fasi identico. Quindi facciamo un esempio. E si riparte. Ecco, questo è Samavritti Pranayama, che consiglio di associarlo a vari esercizi, in particolare alla tartaruga. Il tempo base che noi utilizzeremo, per esempio in questo caso io ho fatto 4 secondi, è molto importante, più lungo è e meglio è. Però attenzione, perché se lo faremo troppo lungo sentiremo una mancanza d'aria nella fase inspiratoria e questo non va bene perché ci crea un'agitazione. Abbassiamolo allora di 1 secondo, abbiamo scelto, facciamo un esempio, 4 secondi, però dopo 2, 3, perché il debito di ossigeno si accumula, no? Dopo 2, 3 cicli sentiremo come una fame d'aria in ispirazione e quindi tendiamo ad accorciare l'inspirazione, vuol dire che il tempo è eccessivo. Quindi abbassiamo a 3 secondi. Ci sentiamo molto liberi, molto bene, allora portiamo invece più su, facciamo 5 secondi, no? Ecco, 2, 3 cicli, vediamo come ci sentiamo, va bene, portiamo a 6, ecco, finché non arriviamo al giusto limite. E vedrete che facendo la tartaruga all'inizio magari vanno bene 4, ma alla fine vanno bene anche 5, perché il sistema neurovegetativo si calma. Questo è un ottimo esercizio anche da fare prima di fare delle immersioni in apnea. Adesso vorrei mostrarvi l'esercizio, però lo faccio, siccome fa un po' freddino, mi voglio spogliare per farvi vedere il movimento. Anzi no, la tartaruga ve lo posso far vedere, non c'è tanto da mostrare il movimento. Allora, la tartaruga faremo così. Allora, la posizione io vi consiglio, va bene anche una sedia o un piano qualunque. Io utilizzo spesso una coperta ripiegata facendo un piccolo cuscinetto, questo come anche nel daino, un piccolo rialzo da mettere proprio sotto le natiche in modo da scaricare la gran parte del peso sulle natiche, sulle tuberosità ischiatiche, che sono quelle 2 punte di osso su cui noi ci sediamo quando ci sediamo. E il restante, diciamo 10, 20, 30% del peso sul tallone Hui Yin che esercita la compressione. Il tallone deve esercitare la compressione su Hui Yin. Quindi l'esercizio si può fare anche così, ok? Però se ci riuscite sarebbe meglio con il tallone posizionato su Hui Yin. Eccolo qua. Mettetelo bene, preciso, sul punto. Anche questa è una posizione che può essere valida. Se poi volete fare il quarto di loto, questo è il quarto, ecco, se poi volete stare più rilassati, io per esempio spesso utilizzo un piccolo spessorino per tenermi più alta la gamba destra. Ecco. Perfetto. Tartaruga. Inspirazione. Poi pieghiamo il mento fino a toccare lo sterno se ci arriviamo e rimaniamo trattenendo il respiro, contraendo, facendo quindi la contrazione, quella del daino per intenderci,
e cercando di percepire qualcosa che sale lungo la colonna vertebrale. Poi mandiamo fuori l'aria, tiriamo sulla testa, mandiamo fuori l'aria, inspiriamo, mandiamo fuori, non inspiriamo, espiriamo fuori completamente l'aria mandando la testa all'indietro. Molto importante è questo movimento della cervicale, in avanti e indietro, sollevando leggermente le spalle e restiamo a polmoni pieni, sempre colonna verticale ben eretta, però non contratta. Quindi ve la mostro. Inspirazione. Terza fase, espirazione. Quarta fase, trattenimento, rechakra. E si riparte. E sono un po' confuso, ritardato da segnalarvi, quindi ricordiamo: ispirazione, trattenimento, terza fase, espirazione, rechakra, trattenimento a polmoni vuoti, accompagnato sempre dalla contrazione. La contrazione si fa durante il kumbhaka, cioè il trattenimento a polmoni pieni, e durante il rechakra, quindi quando siamo così e quando siamo così. Ok? Questo è l'esercizio. Si può fare anche altre posizioni, volendo si può fare anche sdraiati, si può fare in piedi, ecco, però questa è la posizione che io vi consiglio di più. Questo esercizio andrebbe accompagnato con la respirazione diaframmatica, con cintura controllata, molto importante. La respirazione diaframmatica sarebbe l'esercizio che gli antichi taoisti chiamavano della gru. Quindi noi, due parole prima sul diaframma. Il diaframma è si intende per diaframma una parete che isola o mette in comunicazione, se vogliamo, due cavità. Nel nostro caso il diaframma è una cupola che si trova qui, che separa il torace dall'addome. Qui abbiamo polmone, cuore, principalmente. Qui abbiamo tutti i visceri addominali. Chiaramente ci sono delle strutture che attraversano questa cavità, in primis l'esofago, ma poi tante altre, per portare chiaramente il cibo dalla bocca allo stomaco. E attraversano un passaggio queste strutture che si chiama hiatus. Ecco perché si forma l'ernia iatale quando lo stomaco ernia, cioè entra nella cavità toracica, portando tanti disturbi. Ecco, questo esercizio aiuta a far muovere questo diaframma. Noi normalmente non siamo molto coscienti del diaframma. La respirazione diaframmatica, che vuol dire uso il diaframma verso il basso, lo mando giù per riempire di più i polmoni, perché aumento, immaginate il polmone come una spugna, se io aumento lo spazio della spugna, dilato la spugna ciuccia l'acqua, in questo caso, mentre nel polmone l'aria. Quindi è come un mantice, no? Noi allarghiamo il mantice e l'aria entra dentro, schiacciamo il mantice e l'aria esce fuori. Stessa cosa. E in questo caso noi, abbassando il diaframma, aumentiamo la cavità toracica, entra l'aria viene risucchiata dentro. Innalziamo il diaframma, schiacciamo il polmone, l'aria esce fuori. Normalmente, soprattutto le donne, respirano soltanto col torace. I bambini e i maschi spesso respirano invece più con la pancia, quindi la respirazione diaframmatica. Voi lo potete vedere, osservate una persona che dorme di notte, vedrete se si gonfia leggermente la pancia o se si gonfia più il torace. C'è un nostro fratello aereo che sta partendo. Ora,
La cosa importante da ricordare è che noi dobbiamo cercare di utilizzare un po' di più il diaframma, questo permette di avere, questo quindi il discorso è riferito soprattutto alle donne, cercare di dilatare la pancia quando inspiriamo e invece schiacciarla quando espiriamo. Invece di alzare le spalle o allargare il torace, lavorare di più con la pancia. Questo è possibile farlo, anche se abbiamo un po' perso l'abitudine, perché è la nostra natura farlo. I bambini, quando siamo bambini, respirano tutti così, i bambini. Addominale, pochissimo con la parte alta del torace. Ora, l'esercizio della gru si fa in genere sdraiati, si appoggiano le mani sull'addome per risvegliare, diciamo, questa coscienza del muscolo, e quindi quando noi inspiriamo dobbiamo dilatare la pancia, quando espiriamo schiacciamo la pancia. Importante, avete visto nella tartaruga, sempre dal naso. Io adesso ve lo faccio dalla bocca per farvi vedere meglio la fase ispiratoria, ma sempre dal naso. Dilatare, contrarre. Ecco, si può vedere anche di profilo, forse si vede meglio. L'esercizio che va fatto è questo. Io adesso lo ingigantisco, Questa è la respirazione normale, ma si può fare anche con la cintura controllata. Cosa vuol dire cintura controllata? Vuol dire che c'è una linea più o meno dove noi mettiamo la cintura, diciamo intorno all'ombelico, leggermente più in basso dell'ombelico, che noi dovremmo trattenere all'interno in una leggera contrazione e dilatare solo la parte superiore. Ve lo mostro. Ci facciamo così. Allora, se io respiro senza cintura controllata, faccio questo. Con la cintura controllata. Vedete? Senza cintura controllata adesso. Vedete come anche sotto la cintura con la cintura. Ok, molto chiaro. Benissimo. Dunque, adesso vi faccio vedere la tartaruga con la respirazione associata fatta bene. Un ciclo. Ciao Perla, pure tu lo vuoi fare? Un ciclo così, ecco. Contrazione, espirazione, reciacca e contrazione. E avanti così, 2 parole sulla respirazione. Vedete che io faccio respirazione tipica yogica in 3 fasi, che mi ha insegnato il maestro di pranayama. Prima l'addome, poi la parte media e infine l'apice polmonare. Quindi da capo al contrario.
Quindi prima l'addome, poi la media, poi l'alta. Prima l'addome, poi la media, poi l'alta. E con questo, cari amici, vi saluto e vi auguro una splendida giornata. Con la tartaruga e con la gru. Arrivederci a tutti.